In lieve flessione il numero delle imprese, anche artigiane, e l'export, mentre i risultati positivi arrivano dalle presenze turistiche. I dati dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto scattano così la fotografia dell'economia bellunese dopo il primo semestre 2024 e l'immagine prodotta è in chiaroscuro. Diminuiscono le imprese, una leggera flessione rileviamo anche da un punto di vista dell'export, che comunque rimane fattore trainante per la nostra economia. Aumentano invece le presenze turistiche, elementi importanti su cui evidentemente un ragionamento va fatto. Il calo generalizzato del numero delle imprese artigiane in tutto il Veneto conferma anche a Belluno la tendenza, quasi 13.500 quelle registrate in provincia al 30 giugno 2024, meno 3,5% rispetto al 2019, ed è la peggior prestazione dietro a Rovigo. Non cambia il quadro rapportato al 2023. Rispetto al primo semestre dell'anno scorso il saldo negativo è di 281 imprese. Belluno è sul gradino più basso del podio per le esportazioni, pur negativo, meno 4,6%, il risultato è comunque leggermente migliore della media veneta. Serve una riflessione ampia sul futuro analizzando paradigmi nuovi, dice il direttore dell'Appia CNA di Belluno, Christian Sacchette. Su un'economia di conoscenza in cui le imprese vengono messe al centro, in cui la finanza ha un suo ruolo importante, in cui il rapporto pubblico-privato è finalizzato insieme evidentemente agli aspetti accademici, di formazione, di educazione, quindi università, ITS, vengono messi a fattor comune proprio per creare sviluppo e attrattività del territorio. Le uniche note positive arrivano dai dati sulle presenze turistiche che salgono a 1.322.000, quelle registrate in provincia tra gennaio e maggio, con un più 1,7%. Il dato turistico sorride a tutte e 7 le province venete, confermando l'importanza del settore traino dell'economia regionale con un più 8,4% complessivo.